Le risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiva e la stima fornita dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, guidata dal segretario generale ad interim Carmelo Frittitta sulla base degli ultimi dati appena raccolti. Il report mensile aggiornato al 1° aprile appena pubblicato evidenzia che gli invasi siciliani registrano un livello di acqua superiore del ben 58% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 9% rispetto al marzo scorso, che aveva già registrato un incremento significativo della disponibilità idrica alle abbondanti piogge e ai lavori che hanno consentito di captare maggiormente l'acqua. L'attuale volume invasato dalle dighe è ulteriormente aumentato anche rispetto al 1° marzo scorso ed è pari a circa 580 milioni di metri cubi, mentre al 1° aprile 25 era di appena 387 milioni di metri cubi. Le riserve accumulate, unitamente a quelle reperite con gli interventi della Regione sui pozzi e le reti, oltre all'apporto dei 3 dissalatori costruiti a Trapani, Porto Empedocle e Gela, consentiranno così di affrontare l'approvvigionamento estivo, non più in condizioni di severità idrica, garantendo risorse per gli usi potabili, irriguo e industriale. Questo quanto affermato dal Presidente della Regione Renato Schifani. Si tratta di risultati concreti raggiunti anche grazie all'incessante lavoro della cabina di regia della Regione per l'emergenza idrica nella direzione di una gestione più efficiente e strutturata delle risorse, che richiede anche un'attenta pianificazione con la redazione del piano di tutela delle acque da aggiornare ogni 6 anni, in cui sono previste azioni per rendere più resiliente il sistema che va incontro a fenomeni di siccità ricorrenti.